Serie B-Win, tutti i colori della passione. 35esima giornata di Serie B-Win in scena alla Granillo di Reggio Calabria, dove gli uomini di Gregucci ospitano oggi il Crotone. Padroni di casa senza lo squalificato Emerson, il Crotone conferma l'11 che sabato ha sconfitto 1-0 la Sampdoria. All'andata il derby calabrese finì 1-1 con i gol di Missiroli e Ciano, arbitra Merchiori di Ferrara. La prima occasione è per la Reggina, è il minuto 5, calcio d'angolo, sfiora solo Bonazzoli, il pallone arriva a Cosenza, poi ad Angella che sciupa un'occasione importantissima davvero a due passi dal portiere avversario. Minuto 6, Khalil fa tutto da solo, va al sinistro, la risposta di Belardi in calcio d'angolo. Minuto 27, il pallone splendido per Rizzato, il cross altrettanto bello per Bonazzoli e Abruzzese si salva in calcio d'angolo. Minuto 32, c'è un cross dalla corsia di destra dopo l'ottima iniziativa. C'è l'anticipo secco però di Correia su Bonazzoli. Minuto 47, il calcio d'angolo, Angella tutto solo. Segna il gol dell'1-0 dopo essere andato vicinissimo alla segnatura subito al minuto 5. Dopo invece due primi di recupero trova l'1-0 fondamentale in una partita che stentava davvero a decollare. L'ultima azione del primo tempo per la Reggina vale il gol dell'1-0 di Angella. Merchiori espelle Gabbioneta e Cosenza nel tunnel degli spogliatoi, quindi nel secondo tempo entrambe le squadre in 10 uomini. Khalil fa tutto da solo, triplo dribbling e poi il destro fuori di un soffio. E vediamo la sua conclusione dopo l'ottima iniziativa personale. Al minuto 8 addirittura la Reggina rimane in 9 uomini, c'è uno scontro con Abruzzese. Bonazzoli si lamenta in maniera eccessiva con l'assistente del direttore di gara, arriverà il rosso, quindi Reggina che gioca tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. Dentro Pettinari, fuori Sansone al minuto 18 ed è subito Pettinari a rendersi protagonista. Belardi blocca in qualche modo in due tempi. Minuto 22, c'è un calcio d'angolo, Velez esce male, non riesce Freddi però ad approfittarne con il colpo di testa. C'è l'azione della Reggina con la conclusione di Rizzo, destro potente, non è abbastanza preciso per impensierire Velez. Minuto 33, bella azione del Crotone, tutta di prima intenzione che porta al tiro Pettinari, la sua conclusione però finisce fuori. Minuto 46, altra percussione del Crotone, la conclusione di Florenzi trova la risposta di Belardi che salva il risultato per la Reggina. Minuto 48, l'ultimissima occasione per il Crotone, Elmeri pass per il colpo di testa di Pettinari che trova il gol dell'1-1. Il Crotone ci ha provato fino in fondo, ha cercato di arrivare al pareggio ed è arrivato grazie alla segnatura di Pettinari. Il derby di Calabria finisce 1-1 ad Angella, risponde Pettinari. Dopo 3 vittorie consecutive il Crotone si ferma davanti ad una Reggina che ha fatto una grandissima prova di carattere.